Signori, bentornati in questo nuovo episodio di Far Cry 4, dove nello scorso episodio abbiamo finalmente ucciso, comunque preso De Plaire, pezzo importante, comunque tipo un braccio destro di Pagan in un certo senso. Comunque abbiamo fatto un bel colpo, in più abbiamo conquistato una fabbrica di mattoni e stavolta abbiamo dato retta ad Amita. E in vostra assenza ho liberato una torre, ho liberato un avamposto, ho fatto delle missioni secondarie e mi hanno permesso di sbloccarmi. Se lo useremo senz'altro. Devo migliorarmi un po' l'equipaggiamento, sono un po' a corto di munizioni e di roba e siamo direttamente... vabbè, che cazzo è fatto? E siamo arrivati in questa nuova missione del Sentiero d'Oro. Vediamo di cosa si tratta, mi raccomando però di lasciare un mi piace a questo video per supportare la serie e il canale in generale. Sei solo una spacciatrice! Ecco cosa sei! Sai chi mi ricordi? Ah, sì. Pagan. Sono come Pagan perché voglio un futuro per il Kyrat. Solo perché cerco di uscire da questo terzo mondo di merda. Parlo di storia, di cultura, di tradizioni. Tradizioni? Di che tipo? Tipo sposare le bambine, eh? È questo quello che vuoi per Badra? Oh, fa pure. Fa, Aia. così Ajay vede che razza di uomo sei. Vedi di piantarla. Ora tocca a Nur. Su quello siamo d'accordo. A Nur l'abbiamo in un certo senso aiutata. Pagan ha obbligato Nur a fare quelle cose, lui aveva la sua famiglia. E lei quante famiglie ha ucciso per salvare la sua? Non importa perché l'ha fatto. Deve pagare. Come tutti gli altri. Beh, Deciderò io cosa succede a Nur. attenzione, questa volta siamo noi a decidere. Allora raga, in effetti non ha tutti i torti comunque. Cioè nel senso, sì, vero, l'ha fatto per la sua famiglia, però veramente quante famiglie avrà ucciso in quell'arena per salvare la sua? Secondo me non è. Però per carità, questa è una scelta difficile, perché chiunque penso l'avrebbe fatto per salvare la propria. A volte non si bada a conseguenze. Però raga, vediamo il dialogo, insomma, vediamo come si fanno le cose, decideremo. Nuova arma sbloccata, RPG. Allora intanto vendiamo un sacco di cose e compriamo, oltre alla corazza e alcune cose, e ci organizziamo meglio. Allora voglio di nuovo questa pistola al posto del lanciagranate, perché abbiamo il bazooka adesso. E poi MP5 balestra, sì va bene così. Devo cercare di terminare questo gioco il prima possibile. Infatti questo è il terzo episodio che registro di fila, ragazzi, tra quelli che avete visto. E devo cercare di sbrigarmi. Che cazzo c'è qua? Cos'è? Un'altra arena? Cerca di arrivare al backstage. Il piano B qual è? Ah, devo arrampicarmi lì. Non posso usare il rampino da qualche parte? Ah sì, da lì c'è il coso del rampino, vabbè. Poi facciamo così. Mi dondolo. Mamma mia, signori, voi siete troppo stupidi per arrivarci. No. O magari sono troppo intelligenti. È un punto di vista fondamentalmente. Ci riprovo. Ah, ma c'era l'altro aggrappo. Ecco perché non ci arrivavo. Ma vai a far culo. Ajay, sali, madonna. Ok, cos'è? Che animazione? Dove sono andato? Certo, lei continua a fare l'arena. Allora, è sbagliato però quello che fa. Cioè, fondamentalmente penso di ucciderla. Allora, io forse la prima volta che ho giocato a Far Cry 4 forse l'ho lasciata in vita. Non lo farò, se posso scegliere non lo farò, perché non la trovo una giustificazione. Allora, proseguiamo nella nostra avventura incredibile. Ma guarda qui, vabbè raga, ma dai. Sono pure i soldati di Pagan. Oh sì, li eliminiamo con l'abbattimento. Liberare il lupo, tigre, orso, rinoceronte. Il panico. Guarda. Vabbè, un massacro. Nemici uccisi. Dio! Hai visto cosa hai fatto? Doveva essere una prova di forza. Ma io libero tutto, guarda qua. Guardi, trovate e uccidete l'idiota in sala di controllo. Mi hai sentito? Sei morto. Oddio. Ok. Mamma mia, però questa pistola veramente tanta roba. Mi piace.
Ce n'è in teoria qualcun altro. Dov'è? Libero la tigre. Veditela tu con la tigre. Ok. Ok. Oh cazzo. Oddio, buon uomo. No, 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 no. Calma. Via, via, via. Guarda quanti nemici mi sta mandando contro. Sta stronza. Ok, qua con il rampino. Saltello. Ok. Ci arrampichiamo così. Che cazzo è, Nur? Che ti specco la faccia. Eccola qua, signori. Popolo del Kirat! Vi ho dato vincitore a osannare Sparo? gente da schermire. No. Ma mai così violenti, disperati come questi gladiatori. No. Sempre altro sangue in arrivo. Ajay, dov'è la mia famiglia? Mi spiace, Nora. No. Mi spiace tanto. Mi spiace. Pagan li ha uccisi anni fa. Non voglio la tua pietà. Io voglio la mia famiglia. Senti, mi spiace, ma ora sei libera. 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 Da cosa? Dalla gente che ho ucciso. Da quello che ho fatto. Sono io che li ho abituati al sangue. Il tuo. Il mio. Certo. Non è questo che volete? Vedere altro sangue? Ecco! No. Eccone altro! Vabbè, se si ammazza. Vedevelo tutto, maledetti animali! Ora sono libera. Ma. Mamma mia, comunque si è uccisa. Quindi non avevamo comunque una scelta. Wow, che scena però, raga. Certo, lei faceva questo solo per la famiglia. Una volta che la famiglia non c'era più, ha sentito proprio il peso della colpa, no? Benvenute, benvenute. Allora, io vorrei prendere tanto delle robe di rifornimento. Armi uniche, guardate, abbiamo sbloccato come armi uniche il... No, avevamo un'arma. Boh, c'era... Ah, forse non era una, era questa qui. Vabbè, mitragliatrici leggere, vedete, abbiamo un sacco di roba. Bene, adesso che si fa? C'è qualcuno che mi chiama? Mi dicono cos'altro fare? Sarebbe figo se mi dite dove andare, no? Sarebbe tipo il colpo. Potremmo fare a sto punto la missione di Yogi e Reggie, quindi ritornare a casa Gal. Va bene, ci vediamo lì, purtroppo non c'è uno spostamento rapido per arrivare là, che due coglioni. Nel frattempo, se trovo l'occasione, vi mostrerò come usare il lanciarazzi qua. Freddiamo qualcosa. Ecco, c'è un porco, signori, è la preda, è la preda! Direi perfetto, signori, funziona. C'è un orso lì, questo potrebbe farci comodo, magari prendere il doppio della pelle. Mamma mia, ma tra l'altro fortissimi questi dardi. Ok raga, praticamente sto facendo la scalata per arrivare a casa Gal. Io spero che dopo questa missione ci sblocchi questa casa come punto, insomma, come viaggio rapido. Uno, per arrivarci velocemente. Due, perché mi ricordo che questa proprio diventerà una base. Possiamo piantare le piante che troveremo sempre lì, scorte di munizioni, addirittura fa spawnare il girocottero direttamente in base. Quindi sarà un punto proprio ottimo per spostarsi poi lungo tutta la mappa. Quindi Nur è andata, Blair è morto, The Blair, e manca Yuma e poi Pagan. Sono vivo! Stronzi! Un attimo, amico, so che ce l'hai con Donald per quello che ha fatto. Madonna mia. Vuol dire nei guai? E mi chiamo Yogi, stronzo! Voglio spararvi lo stesso. Senti, non ti biasimo se vuoi sforacchiare i Reggi, sai? Siamo incastrati in questo inferno come te. Ci hanno tolto i passaporti e ci sfruttano per fottere gli allocchi. Come te. E non possiamo tornare in India dopo l'incidente con la mucca. Mucche. Già, mucche. Troppe mucche. Ha fatto 10 milioni di view su YouTube ormai. Davvero? Sì, ha fatto... Aspetta. Noi credevamo che Nur volesse trattare, non che ti avrebbe scaraventato nudo nell'arena. Sì, invece, gli hai pure scommesso contro.
Ho scommesso contro solo tecnicamente. Stavo solo coprendo la differenza, caro Drugo. Intende, amico. Io però non avevo dubbi. Ho puntato su di te. Controlla. E ovviamente ora divido tutto con te. 60-40. 40-60? Madonna mia, raga. 30-70. Ok, prenditi tutto. Te lo meriti. Hai combattuto con le biglie al vento. Mi hai stupito. Con le biglie? Combattendo, idiota, molto gladiatore. Beh, direi più 300. Levatevi di torno. Via da casa mia. Mi riprendo il posto. E se provate a fottermi ancora... Spariamo a Donald insieme. Yogi. Fumi? Aria. Ok. Certo, facci fare i bagagli. Sì, ci eravamo sistemati. C'è un po' di casino. Ah. Madonna, raga. Che bello. Che è? Che personaggi, raga. Quindi qui cosa c'era? Uno di quei tanga? Sì, Sherlock. E cosa è successo? Quella sì, che è una bella storia. Sì, droghe, intrighi, pericolo. C'è tutto. Voglio la versione abbreviata. Sì, ok, rapido. Eravamo appena arrivati in Kirat. Appena sbarcati in pratica. Sì, e non vedevamo l'ora di provare la botanica locale. Esatto, e non ci ha deluso. No, per niente. E fu tutto grazie a un vecchio guru che ci aiutò ad aprire la mente. Sì, quel giorno raggiunse il nirvana dell'erba, una roba assurda. Quando abbiamo finito abbiamo chiesto al guru dove si rifornisse. Fu così che scoprimmo lo Shangri-La. Shangri-La. È tipo lo spirito del Kirat antico. Kirat antico. Sì, Che bella sta roba. Ve lo dicevo, infatti, loro ti fanno andare nello Shangri-La. Il Kirat di Schrödinger. Bimbi, versione abbreviata, ok? Ok, non divaghiamo. Il guru ha detto di aver viaggiato in questa terra da fiaba dove ha preso qualche cima. Il tutto era possibile grazie a un tanga mistico appeso proprio su questo muro. Che fine ha fatto? Ma boh, è stato fatto a pezzi e sparso in giro per il Kirat da dei tizi ignoti. Sì, esatto, ma non temere. Il Matusa ci ha venduto una mappa, portava a una grotta qua Certo, vicino. con una porta terrificante. Sì, paurissima. Ah, non me lo ricordavo così. Pensavo tipo ti drogavano per andare nello Shangri-La, invece no. Non apritemi. E la mappa dov'è? Probabilmente ce la siamo fumata, ma tranquillo. La grotta è facile da trovare. Da qui vai verso ovest. Sì, bravo. E quando vedi una porta con una faccia paurosa, vuol dire che sei arrivato. Oh, e portaci un paio di cimette, ok? Madonna, raga. Sono dei personaggi però, simpatici, simpatici. Oh, finalmente vedete che c'è l'indicatore nella mappa? Oh, trova il tanga. Tramite questi tanga riusciamo ad andare nello Shangri-La per poi completare il ritratto. Se non sbaglio sono 4 le missioni dello Shangri-La. Adesso non mi ricordo perfettamente, però sicuramente possiamo iniziare a trovare il primo. 1000 metri, vabbè, ce l'abbiamo un viaggio rapido qua vicino. Sì. Qui. Ok, siamo molto vicini nell'aria, raga. Quindi dovrebbe esserci una grotta con una brutta faccia, loro dicono. Quindi penso magari qualche statua del demone Yang, no? Tra l'altro a noi servirebbe un rinoceronte ancora da cacciare. Però purtroppo non ne ho visto. Io ho fatto qualche missione, quindi ho pelle tipo del tasso. Però per adesso non so, insomma, dove andare a cercare. Oddio, ma c'è gente? Eh sì che c'è gente. Come se riesco a farmene uno con il coltellozzo? Perfetto. Forse entrambi riesco. Perfetto. Che i coltelli fanno un sacco di male. Certo, sono difficili da usare però. Ok, questa è la grotta. Ma c'è un nemico. Ok. Va bene, forse nessuno mi ha sgamato. Ok, questa è la grotta. No, ho sbagliato. Ma porca puttana. E adesso dove cazzo è la mia arma? Sì, l'ho ripresa. E da qui dove vado? Mi arrampico qua? Madonna, quasi sono le scalate della vita. Perfetto, facciamo così. Lì c'è una sporgenza, quindi saliamo. C'è una statua di Kira qua dentro. I posti sono veramente fantastici su Far Cry 4. Mi sono sempre piaciute queste statue, questa roba
Una scimmia, ok? Sganciati. Perfetto. Da qui ci arrampichiamo ancora. Siamo nel ponticello naturale dove c'è la scimmia. Possiamo freddarla la scimmia? Ma non la vedo più. Ed eccola. Oddio, è caduto. No, scimmia. Scimmia. Ok, pelle del macaco. Ma quante scimmie ci sono qua? È pieno di scimmie. Ma io vi freddo. Certo, sarà qualche sorta tipo di animale sacro qua. Ok, abbiamo preso la pelle. Poi, qui cosa c'è? Questo che è l'oggetto con cui dobbiamo interagire. C'è il diario di Mohan. E forse c'è pure una maschera. Ah no, forse è l'oggetto, ragazzi. Sì, è l'oggetto. Bene. Prendendo questo oggetto, che è un pezzo del quadro, per intenderci, noi abbiamo una certa visione ed entriamo nello Shangri-La. Lo Shangri-La è bellissimo, per esempio, ma adesso ve ne accorgerete perché siamo tipo in un luogo a parte, poi ci sono dei nemici diversi, una specie di samurai, roba, che cultura. Dato se cercate su Google lo Shangri-La sono delle credenze vere. Calling, il mio sguardo si posò sulla valle. Capii di essere arrivato. Noi siamo nei panni di questo guerriero in un certo senso. Dovevo solamente saltare. E quindi cos'è? Salto? Ok, cado nel ghiaccio, ma noi siamo dei guerrieri, quindi siamo fortissimi. Ok, facciamo di nuovo 30 fps quando ci sono tutti questi giochi di colori. Io mi auguro che tutto lo Shangri-La non sia così. Comunque penso sia proprio un'ottimizzazione fatta male del gioco, per quanto riguarda lo Shangri-La e per quanto riguarda tutti questi posti, diciamo, con questo gioco di colori. Perché se vedete, cioè il mio PC dovrebbe reggere a mani basse Far Cry 4, però magari non lo so perché fa così. Ok, siamo arrivati, vedete poi come si fanno gli FPS di nuovo. Lo Shangri-La, il sentiero è stato lungo e difficile. Ho visto cose e fatto delle cose che non auguro a nessuno. Così. Ma è stato un errore pensare che nel paradiso ci fosse sofferenza. Se c'è un cervo. Guarda che bello lo Shangri-La, raga. È praticamente una versione del Kirate tutta rossastra. Poi mi ricordo che si potranno fare delle cose veramente interessanti più avanti. Noi per adesso siamo, ecco, avvicinati alla tigre, ve lo stavo per dire. Guardate qui. Troviamo una tigre bellissima, una tigre bianca, ferita, con un pugnale conficcato. Forse così facendo noi poniamo fine alla sofferenza della tigre. Ma non finirà qui, impalata dal dente di un'enorme bestia. Così abbiamo questa lama che in realtà è un dente. Esplora lo Shangri-La. Nella foresta c'era stata una grande battaglia. La tigre difendeva la sua casa. Ma da chi? Non lo so. Adesso vedremo. Una cosa è sicura, abbiamo soltanto... Oh, guardate qui. Ci sono questi demoni. I demoni avevano invaso lo Shangri-La. Erano ultraterreni. Che bello. Guardate qua. Ma colpo di scena. Veniamo difesi di nuovo da questa tigre. Che siccome l'abbiamo salvata, l'anima della tigre è tornata dal regno dei morti. Non per salvarmi, ma per trovare un alleato. Shangri-La, la tigre preme il mouse per indicare, vedi? Questa roba poi su Far Cry Primal viene, diciamo, fatta ancora meglio. Alla ricerca di questa terra mistica. Adesso possiamo fare le cose con la tigre. Dobbiamo trovare quindi 3 di questi pellegrini. Guardate, facciamo così. La tigre è furtivissima, che diventa proprio invisibile. E possiamo abbattere già dei nemici furtivamente. Bellissimo, raga. Poi questa roba ovviamente l'hanno fatta con Primal, no? Di domare gli animali e di, diciamo, fare questa cosa in modo migliore. Tu vai a farti questo. Perfetto, io mi faccio questo. Bravissima tigrotta. Rimane un altro lì. Lo facciamo fare sempre alla tigre. Perfetto. E adesso per fare questa campana cosa bisogna fare? Interagisci. Facciamo girare la campana così. Che bello, raga. Presto capì che i miracoli non erano solo per il mio diletto. E niente, no, non capisco. Vabbè, noi andiamo avanti a trovare gli altri pellegrini.
Bello, bello, raga. Lo Shangri-La è bello perché poi sblocchiamo l'arco e ci faremo delle cose veramente fantastiche. Poi con la tigre è tutto più bello. Infatti quello... Oh cazzo, è pieno di gente qua, gente incazzata, aggiungerei. Ok, sì, se ne sono accorti della tigre. Ok, facciamo così. Uccidiamo questo. Uccidiamo quest'altro. Una strage abbiamo fatto e abbiamo l'altra campana. Facciamo girare anche questa. Non credevo ai miei occhi. Guarda che posti, queste statue. La statua di Kira aveva rilevato la prima delle mitiche campane dello Shangri-La. Ma la campana non suonava. Che bello, sarebbe stato figo avere la tigre su Far Cry 4 normalmente, anche fuori dallo Shangri-La, però purtroppo non si può fare. Poi hanno compensato col 5 comunque con gli animali. C'era il cane e via dicendo. E poi Far Cry 6 pure a questa cosa. Cioè da lì in poi se la sono portata avanti questa roba di avere un alleato anche animale. Shangri-La, l'incendiario. Ecco, questi sono un po' più pericolosi. Qui c'è l'incendiario. Oh cazzo, mi ha visto? Sì, mi hanno visto, va bene. Non me ne ero accorto. Tigre, fatelo, fatelo. Facciamo noi così. Facciamo così. Via, 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 via. Sto bruciando. Sto bruciando, madonna. Ok, adesso mentre la tigre lo fa, noi possiamo, penso, abbatterlo. Vabbè, sto bruciando. Se ne vada. Dai. Cazzo. Ok, ok. Tigre, mamma mia, sei messa malissimo. Cazzo, questo mi dà fuoco. Ok, in teoria è impegnato con la tigre e noi lo prendiamo alle spalle. Si gode. Dobbiamo salire lungo queste... una specie di nastro. Da bambino mio padre mi narrava che le campane dello Shangri-La, il loro rintocco purificava il male dalla terra. Addirittura, secondo me sono credenze reali queste. Mi diceva, se disobbedisci ai tuoi genitori il rintocco prenderà anche... Se devo liberare qua? Mi terrorizzavano. Non ero il solo ad avere paura. Abbiamo liberato la magica campana. Vabbè. Il rintocco liberava il male, in effetti. Penso che questa sia stata la prima fase dello Shangri-La. Forse abbiamo terminato. Sì, si ritorna in Kyrat. Tanta roba lo Shangri-La, raga. Ma ci siamo svegliati tra l'altro qui. Cosa è successo? È tornato nel mondo dei vivi. Come sono finito qua? Sto bene. Sei arrivato con un tanga? Sì, e poi l'hai messo al suo posto e ti sei fatto un pisolino per terra. Sì. Eri tipo in trance. Biascicavi strano. Che è successo? Questi sono amanti delle droghe, raga. Non lo so, ma è stato molto strano. Quella roba è sempre stata lì. Ah, questo? Mi hanno detto che era un cimelio della famiglia Gall tramandato per generazioni. Non te l'avevo detto? No, non me l'hai detto. Avevi chiesto la versione abbreviata. Sì, e noi ti avevamo chiesto di portarci un po' di cimetta, eh? Ne hai trovate? Ho avuto da fare. Sì, capisco. Sì, tranquillo. Tu. La prossima volta. Ma se ti imbatti in quel tanga, pensaci. Ok, bene, noi andiamo. Manderemo qualcuno a prendere il resto della roba, ok? Ok. Bella lì. Bella lì. Tanta roba, ragazzi, sti due personaggi. Bello, bello, bello. L'arrivo del protettore. Missione completata. Scopri lo Shangri-La. Allora, ora in teoria che questa è diventata casa nostra. Aspetta, forse possiamo parlare adesso con lui. Commercia. Ecco, vedete? Possiamo costruire tutte queste robe. Il giardino, il miglioramento esterni, il miglioramento interni. Per esempio, facciamo, non lo so, il giardino, che ci può aiutare per le piante. Cos'è? Ah, ecco. Vedi. Vedete? Fantastico, raga. Cioè, noi andiamo qui e possiamo recuperare qualsiasi tipo di pianta.
Signori, per questo episodio magari un po' più breve noi ci salutiamo qui, dove abbiamo comunque conquistato la nostra casa, scoperto lo Shangri-La, veramente molto interessante. Nel prossimo episodio, perdonatemi se doveste sentire un cane in sottofondo, nel prossimo episodio andremo avanti nella storia perché mi ha contattato, vedete qua nella missione abbiamo la W, mi ha contattato Willis, vi ricordate quello di Far Cry 3? Che era la spia americana infiltrata? Bene. Anche su Far Cry 4 lo incontreremo. Poi abbiamo un'altra missione di Yogi e per adesso non abbiamo nient'altro. Se andiamo su progressi, guardate, siamo a 18 missioni su 32. Se andiamo abbastanza veloci, tipo farne 3 alla volta, dovremmo fare entro, questo è l'episodio forse 7, non mi ricordo. Comunque penso che siamo lì sui 10, 11 episodi, 12 massimo. Signori, io vi saluto, grazie al solito per la compagnia, per il supporto comunque che state dando a questa serie, comunque per chi la segue, e niente, io vi invito nel prossimo episodio di Far Cry 4, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, mi raccomando che questo canale non guadagna una lira. Detto questo, vi saluto e alla prossima, ciao!